Professor Armao, in questo libro lei calibra bene le parole, parla di una Sicilia redimibile e parla anche di una autonomia dissipata ed è quasi uno sguardo al futuro da una parte mentre uno sguardo al passato dall'altra. Quali sono le proposte che vengono fuori? Non si riesce a immaginare e costruire il futuro se non si fa la critica su quello che è stato il passato. Abbiamo utilizzato un patrimonio straordinario, qual era il nostro patrimonio culturale, l'eredità di centinaia di anni di battaglie costituzionali, dalla Costituzione del 1812, la prima d'Europa, al 1820, al 1848, quando da Palermo e dalla Sicilia sono nati i moti che hanno condizionato l'intera Europa, alla Costituzione del 1860, allo Statuto del 46, un patrimonio di consapevolezza, di orgoglio siciliano l'abbiamo trasformato in clientela, commessi strapagati, formazione fatta per alimentare segreterie politiche. Ecco, tutto questo non può più incrementarsi e perpetuarsi perché non ci sono più le risorse finanziarie, quindi la dissipazione, la malamministrazione della politica siciliana ha perso ossigeno. E allora è il momento o di disperarsi o di cambiare, o di ritrovare nell'autogoverno la leva allo sviluppo, di trovare in una capacità di attrarre investimenti, di utilizzare l'insularità così come l'ha disegnata l'Unione Europea, di puntare sulla fiscalità di sviluppo, attraendo aziende, attraendo pensionati che dal nord Europa possono venire qui trovando condizioni di vantaggio fiscale sulle loro pensioni. Ecco, c'è un programma di idee, di progetti che può rilanciare la Sicilia. Siamo destinati a scagliarci a infrangerci contro gli scogli se non strambiamo, se non viriamo. Professor Armao, lei ha comunque una esperienza trascorsa di amministratore della regione siciliana, ecco, in quel periodo l'autonomia come stava? L'autonomia stava meglio perché avevamo un confronto con lo Stato molto serrato, abbiamo vinto tanti contenziosi in Corte Costituzionale che poi purtroppo l'attuale governo, nonostante i successi, ha preferito rinunciarvi, facendo perdere ai siciliani almeno 15 miliardi di euro. È uno strazio vedere l'autonomia, che avrebbe potuto essere una grande opportunità, svilita per 500-600 milioni di euro per poter chiudere il bilancio. Questo ha fatto sì che il governo attuale e l'assemblea attuale utilizzassero le leve per chiudere il bilancio, ma ha rubato risorse alle future generazioni molto ingenti. Noi dobbiamo rinegoziare il nostro accordo con lo Stato, ripensare alla nostra autonomia in termini europei, in termini di euro-mediterraneo, in una realtà che, come ho detto, è frontiera d'Europa. La Sicilia, in particolare Agrigento, sono frontiere d'Europa e vanno trattate come le frontiere di un continente che deve parlare col Mediterraneo, che deve parlare con l'Africa, che deve guardare a quel mondo non come un mondo da subire, trasformando la Sicilia in un enorme hotspot, ma invece in un luogo dove si possono incontrare popoli, si possono avviare scambi, si può crescere economicamente, c'è un enorme mercato che ci aspetta. Non possiamo diventare invece soltanto una piastra di arrivo delle migrazioni.